La posteggia napoletana, un'antica forma di corteggiamento, una serenata dedicata da un gruppo di musicisti ambulanti, torna nel cuore di Napoli con Marisa Laurito, il servizio di Lara Martino. Il mito lirico di Enrico Caruso in un cortile affollato di mandolini, chitarre e fisarmoniche in via Pignatelli si mescola a una tradizione della strada, perché in strada nasce e si sviluppa la posteggia. 20 associazioni di Napoli alimentano questa storia di note e sentimenti e passeggiando per i vicoli del centro la portano nel teatro della canzone napoletana, il Trianon Viviani. Qual è secondo lei la percezione che la gente ha di questa tradizione così antica? È ancora amata, è ancora ricercata? Molto amata, tant'è vero che oggi quando si fa un matrimonio sono più chiamati, si fanno addirittura le serenate. Questa manifestazione è meravigliosa perché voi capite che una passeggiata di mandolinisti che va in giro per Napoli a suonare le nostre canzoni è già un'idea straordinaria. Tra personaggi assortiti perennemente in scena e melodie d'altri tempi, protagonista indiscusso il mandolino. In un'epoca in cui non esistevano mezzi di riproduzione della musica, se volevi musica in casa te la suonavi o niente. È lo strumento al quale si ricorreva più spesso, ma non solo a Napoli, in tutta Italia e in tutta Europa era il mandolino.